Torelli. Buongiorno, grazie a tutti, grazie alla Biennale che mi ha invitato. È la prima volta, dopo tanti anni, che la consigliera di parità è stata invitata a questo evento e spendo due parole per chi non conoscesse questo ruolo. È un ruolo che è presente a livello nazionale in tutte le regioni italiane, in tutte le province. La consigliera di parità sul territorio di competenza ha dei compiti specifici di monitoraggio e verifica. Dobbiamo verificare se le norme antidiscriminatorie relative alla posizione della donna e l'uomo nel lavoro sono rispettate, quindi è un ambito, anche se vogliamo, più circoscritto di quello di cui parlerete oggi, e di verifica ma anche di promozione, e devo dire che la cultura si fa facendo promozione, non sanzionando, non verificando ex post. Ecco perché per me è molto importante e significativo essere qua e vi ringrazio. Io sono arrivata qua per un contatto con il direttore del mercato, perché avevo un mio personale progetto, cioè del nostro ufficio, capire come e se l'industria del cinema può dare un contributo alla promozione delle pari opportunità. E ho scoperto una realtà estremamente interessante. Non sapevo, e questa è una mia colpa, anche se sono in carica ad ottobre 2022, di questa interessantissima iniziativa. Interessante perché pensate che è del 2022 la norma nazionale che introduce la certificazione della parità di genere per tutte le aziende, e lo scopo principale e l'attività principale che viene chiesta alle aziende è di andargli a fare un monitoraggio all'interno della propria struttura specifico, in un certo modo, su come sono distribuiti i ruoli e quant'altro, cosa che la Biennale sta facendo anche prima del 2022, quindi per certi versi è stata, come dire, anticipato qualcosa che poi è diventato una norma sempre promozionale, non è obbligatorio farlo, ci si può adeguare, come no. Oltre ad analizzare l'industria in se stessa, però hanno analizzato anche la propria organizzazione, e questo non è banale e non è scontato, a proposito di essere o meno scontati. Voglio fare solo un'osservazione relativamente alle critiche che potete ricevere dell'accoglimento di paesi, diciamo, noti per non essere particolarmente inclusivi, noti per avere atteggiamenti discriminatori. Io trovo molto interessante che li ospitiate, perché comunque queste produzioni permettono di farci vedere determinate cose, di suscitare in riflessioni importanti, permettono forse agli stessi artisti e produttori di uscire dal loro mondo, e io ho visto delle cose interessanti anche, e direi innovative, sotto il profilo della parità di genere, anche in produzioni, diciamo, di paesi meno noti per essere inclusivi. Ecco, per cui credo che sia molto, molto utile dare spazio anche a queste, con misura, anche a queste voci. Ringrazio tutti e vi auguro buon lavoro. Volevo portare le scuse del direttore Alberto Barbera, che il calendario del festival naturalmente porta degli obblighi, è sempre stato presente a questo appuntamento, quest'anno non ce l'ha fatta, però è qui con lo spirito e con l'interesse per quello che sarà detto. Grazie.